domenica la gara di ritorno vinta dalla Carbonia per 4-0, un risultato rotondo. Ne parliamo con Enzo Pisano. Ricordiamo che il Carbonia all'andata vinse per 4-2. Come hai visto questa partita, Enzo? La partita, diciamo, che non è stata eccezionale, anche in virtù del fatto che partivi con un risultato di 4-2, poi sblocchi subito il risultato con Milia, poi raddoppi 2-0, quindi la partita è scivolata senza grosse tensioni da parte del Carbonia, anche se ci sono state delle buone tramme. Ho visto un centrocampo gestito bene da Milia e quindi qualche passo in avanti rispetto a qualche partita forse un po' in cui si saltava spesso il centrocampo. Il Carbonia ha bisogno di questo Milia attuale, ma avrebbe bisogno secondo me anche di un altro centrocampista, anche se mi piace molto Giovagnoli se fosse utilizzato. Poi al secondo tempo siamo andati subito sul 3-0, poi nella finale il 4-0, quindi la partita è scivolata con una facilità notevole. Chiaramente la Monteponi ha dimostrato, almeno in questa partita, di non essere una grande squadra, ma speriamo comunque che si salvi anche lei. Ecco Enzo, il Carbonia quest'anno è partito con delle ambizioni molto importanti, tornare soprattutto nel calcio a livello regionale nel campionato eccellenza. Secondo te questa squadra ha davvero la qualità per poter accedere al prossimo campionato, oppure bisogna intervenire ancora sul mercato? Credo che le potenzialità del Carbonia siano notevoli. Come dicevo prima, però, secondo me un altro buon centrocampista che mette in campo idee e geometrie serve al Carbonia per poter aspirare a vincere il campionato, perché ha buone potenzialità con degli giocatori. Ho visto questo Mastinu, che a me piace moltissimo, che ha delle accelerazioni che a questo livello è difficile vedere in altre squadre. Quindi poi c'è anche l'altro aspetto, che abbiamo un gruppo dirigente alle spalle che da anni non era, come possiamo dire, con le competenze ed organizzazione che vedo in questa squadra, quindi speriamo di risalire i livelli che questa città merita. Ecco Enzo, anche tu sei stato un calciatore del Carbonia Calcio negli anni 70, ci sono delle differenze tra il calcio di allora e il calcio di oggi? Ma chiaramente le differenze sono sui ritmi, nel senso che le accelerazioni e la velocità del calcio moderno, chiamiamolo così, odierno, sono sicuramente superiori. Però dal punto di vista tecnico non vedo grosse differenze, nel senso che i giocatori tecnici del nostro periodo farebbero ancora bella figura, ce ne sono molti anche oggi che hanno tutti tecniche del livello che abbiamo avuto noi in quegli anni 70. Insomma, il Carbonia sta andando avanti in Coppa Italia e negli ultimi anni però è stato davvero sfortunato. Speriamo sia la stagione buona. Sì, per 2 volte siamo andati in finale di Coppa Italia e per 2 volte, pur avendo fatto partite viste tutte e due, partite notevoli ed eccezionali, e non siamo riusciti a prevalere. Speriamo che questa volta sia l'occasione buona per vincere il campionato e per vincere anche la Coppa Italia. Grazie Enzo Pisano. Grazie, arrivederci.